Con questo personaggio hai vinto a Bill Comics, oggi qui ad Abano Comics. Sì, ho portato lo stesso personaggio a Padova per la prima volta e devo dire che a Padova è stata la mia prima gara da cosplayer vero, perché se anche prima avevo la passione e comunque qualcosa facevo, costruivo, non ho mai avuto l'idea di dire monto io sul palco con quello che ho addosso, e Padova è stata la prima. Per essere la prima è andata anche bene perché ho vinto la categoria maschile come miglior cosplay e quindi sono venuto a casa con una vincita che per me era anche importante. E sono ritornato qui ad Abano per la terza edizione e io sono qui per la prima volta. Ho portato sempre lo stesso personaggio perché comunque, dato il successo di domenica scorsa, ho deciso di riproporlo cambiando un po' di cose, dandomi diverse tempistiche, dato che anche l'organizzazione di Abano mi ha dato la possibilità di fare anche un'esibizione un po' più corposa e di riuscire a un po' mostrare di più quello che è il personaggio in sé. Per quello che posso dire sul personaggio, interpreto Ezio Auditore dalla serie Assassin's Brotherhood, che è un gioco dell'Ubisoft, di cui hanno fatto anche un film, per cui tutto quello che io faccio, le movenze, i movimenti, i salti e tutto quello che riesco a riportare sul palco è quello che viene visto nel film, nel gioco, e di conseguenza cerco insomma di farlo il più simile possibile, anche perché mi sento dentro al personaggio proprio come caratteristiche fisiche e anche comportamentali, e per cui mi trovo bene a vestire questi panni. Allora in bocca al lupo per la gara. Grazie mille.